oggi svuota la spesa, ahimè in solitaria. Ma spero ugualmente che questo video ti terrà compagnia. Ma non ti preoccupare, perché so che ti piacciono di più i video spesa con mia madre e mia sorella, e quelli ci saranno. Oggi è un'eccezione perché ho fatto la spesa con mio marito. Gli avevo chiesto di aiutarmi con i prezzi come fa Elisa e mia madre, però non ha voluto, quindi sono soletta. Bene, dopo questa parentesi triste andiamo al nocciolo della questione, ma prima ti invito ad iscriverti attivando la campanellina tutte se ancora non l'hai fatto, poi a regalarmi un like e a condividere sui tuoi social se quello che vedrai ti piacerà e ti sarà utile per i tuoi acquisti. Solito supermercato dove vado spesso è quello di MD ed abbiamo speso 36,89 € ed abbiamo una confezione di uova allevate a terra, il burro che mi servirà per qualche preparazione dolce. Di solito io non compro il burro, ma questa volta ho voluto fare un'eccezione. Voglio concedere un piccolo lusso al mio puffino maritino. Il prezzemolo già aperto perché mi serviva per una ricetta, i capperi salati aperti per il medesimo motivo, 2 confezioni di salmone affumicato e questa dovrei tirare le orecchie al mio maritino, dato che io gli avevo detto di prendere il prosciutto e invece ha preso la porchetta, che in casa io almeno non mangio. Forse lui se la aggiungerà nella pizza, però a me non piace. Parmigiano grattugiato, 2 confezioni di mozzarelle, una confezione di arachidi. Come pasta invece abbiamo preso le pennette rigate e le pipe rigate per cambiare, dato che compriamo spesso fusilli, penne, bavette. Ogni tanto è giusto comprare qualcosa di diverso e di nuovo. Una piantina di basilico, io non ho assolutamente il pollice verde, una volta l'avevo, ma adesso non so come mai mi è sparito. Quindi questa piantina la curerà mio marito, assolutamente, io neanche la tocco perché mi muoiono a me le piante, non capisco il perché, ma è così. Profuma tantissimo ed è molto bella, speriamo che rimanga così. 2 confezioni di latte intero, poi ho visto questi tarallini e li ho voluti subito acquistare. Io sono andata in Puglia e mi sono innamorata della loro gastronomia, e tra cui ci sono questi che non contengono olio di palma ma olio extravergine d'oliva, più farina di frumento, vino bianco, lievito madre, terra di Bari, cioè non contengono assolutamente nulla. Li proverò e ti saprò dire, ma sicuramente mi piaceranno, io già lo so. 2 di zucchero di canna, cipolle, patate, mi sembra di essere al fruttivendolo, un barattolo di pomodori secchi che fanno molto bene alla salute, filetti di sgombro che mangia il mio amore, olio di semi di mais che mi serve per i dolci e mi era finito, e con MD abbiamo terminato. Come vedi erano 2 cose, la stessa cosa vale per Auchan, dove abbiamo pagato la bellezza di 30,65 €. Farina per i dolci, sempre della marca Spigadoro, già te ne ho parlato quindi non mi vado a ripetere, e della stessa marca ho preso quella per pizza e focacce, che già ho provato e riprovato e l'adoro. 3 confezioni di biscotti Tre Marie, ci sono sempre, ormai sono diventata scontata, forse conoscerai a menadito le mie spese, però è quello che compro, quindi è quello che ti mostro e ti faccio vedere. Lievito pane angeli per torte salate e piadine, rifornimento di cioccolato con 4 barrette di cioccolato Lindt al 72%,
nuovamente sgombro, però questa volta al Rio Mare. Ed infine 2 prodotti cosmetici, cioè dell'erboristica lo shampoo riparatore anti-aridità nutriente, ai semi di lino e burro di karité. Siccome ultimamente mi cadono tantissimi capelli, lo so che è periodo, però io cerco di prevenire questa cosa utilizzando dei prodotti ad hoc. Quando l'ho comprato questo mi sembrava uno shampoo anticaduta, invece c'era scritto anti-aridità, ho letto male. Però i semi di lino e il burro di karité fanno benissimo ai capelli, quindi è un ottimo prodotto. E qua c'è scritto ideale per capelli secchi. Io devo dire che ho i capelli misti, lo so che è strano, non è la pelle, però è così, nel senso che ho i capelli sulla cute con tendenza ad ingrassarsi, qualche volta, non sempre. Invece sulle lunghezze e nelle lunghezze l'ho secchi, quindi tendono a spezzarsi ed a formarsi doppie punte. Mettiamo anche il fatto che li devo andare a tagliare, quindi 1 più 1 fa sempre 2. Più sfibrati, qua c'è scritto, ed è questo il mio caso, e trattati. Non è questo il mio caso. Deterge delicatamente per la presenza di tensioattivi di derivazione vegetale, abbina molteplici proprietà dall'effetto riparatore, e a me questo mi serve. L'olio di semi di lino, naturalmente ricco di omega 3, nutre in profondità e rinforza la fibra capillare. Speriamo che faccia effetto, naturalmente deve essere usato con costanza, però io lo alternerò con il mio shampoo abituale, che è alla camomilla per capelli biondi, perché ho paura che me li idrati troppo e quindi me li ingrassi. Per il viso invece ho comprato questo tonico biologico addolcente dei provenzali dall'effetto rinfrescante all'estratto di rosa moscheta. Qua c'è scritto che è formulato per completare con dolcezza la pulizia quotidiana del viso, genera un'intensa sensazione di freschezza e vellutato benessere. Tutte e 2 naturalmente hanno ingredienti ottimi. Bene, il filmato termina qui. Scrivimi nel tuo commentino qual è stato l'ultimo prodotto della spesa che ti ho mostrato, in questo modo capirò che sei arrivato fino a qui. Ci vediamo presto con nuove news sul canale.